Ok. Buongiorno. Tutto bene con voi? Tutto bene la settimana? Amém. Sì, buongiorno. Possiamo iniziare il nostro culto. Possiamo adorare il nostro Dio, lodare. Siamo qua questa mattina, questa domenica, con la libertà che lo Spirito Santo ci guida. E siamo qua per offrire un culto al nostro Dio. Portiamo dentro di noi una gioia, portiamo dentro di noi anche tanti dolori, portiamo dentro di noi la nostra vita, la nostra storia. E è quello che noi offriamo a Dio. Perciò un culto è un'offerta e quello che noi stiamo facendo adesso è offrire la nostra vita al Signore. E che questa domenica, questa mattina tu possa aprire il tuo cuore a Lui, cantare a Lui e anche quel momento di sfogarti a Lui, in modo che Dio possa ascoltare la tua preghiera e possa ascoltare la tua adorazione e ascoltare la tua storia. Lui sa, ma Lui desidera ascoltare quello che c'è dentro di noi. É quello che faremo, è un culto. E è bello stare assieme qua, è una decisione che abbiamo fatto di stare insieme con il nostro Dio. Tu che sei a casa, anche che Dio possa guidarti e guidarti in questa storia e che possa camminare in questa gioia con il nostro Dio. É quello che vogliamo adesso celebrare a Lui. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita. Cosa tu offri al Signore. Nella storia, andare a casa do Signore era un grande momento di gioia. E noi non possiamo perdere questo. Arrivare alla presenza di Dio insieme ai fratelli. Posso a casa celebrare il suo nome, ma quando sono insieme ai fratelli è tutto nuovo, è diverso. Siamo qui, oh Padre, pensando in un'adorazione a Te, pensando in quello che offriamo a Te. Siamo qui perché vogliamo vivere in questa mattina un momento di offerta della nostra storia, della nostra vita, del nostro cuore, del nostro pensare, offrire la nostra anima a Te, offrirti, oh Padre, in tutto quello che siamo. Grazie, oh Padre, perché quando pensiamo nel Tuo grande amore ricordiamo Cristo Gesù, che si è fatto uomo, che è stato il nostro agnello, che è nato in una croce e dopo è risorto e ci lascia la promessa di una vita eterna con Te. Grazie perché siamo qui, amati e con desiderio di vivere questo culto per Te. Benedici ogni atto e che lo Spirito Santo ci guidi. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare e possiamo offrire questo momento di adorazione al nostro Dio, perché Lui è il nostro rifugio. Io sempre dico, se è rifugio è perché io ero in mezzo alla tempesta. Io só posso sentire il rifugio quando io ero in una tempesta. E perciò noi possiamo sentire questo Dio che ci protegge e ci guida. Amen? Amen, Chiesa? Amém. Ok, adoriamo. Andiamo insieme. Cristo sei mio
visto per una settimana e quindi noi ci salutiamo, no? Celebrando il nome del Signore insieme. Avete capito? Bene. Quindi salutiamoci, ci abbracciamo, diciamo sei benvenuto nel nome del Signore. Qui tu che sei la prima volta che sei venuto qui, ci salutiamo. Amém. Il nostro Dio è santo e meraviglioso. Siccome noi abbiamo la diretta qua, no? E allora, mentre si cambia, noi facciamo la diretta. Il Signore è degno di ogni lode e di ogni onore. La nostra adorazione, la nostra lode è la risposta della settimana che noi abbiamo avuto. Se noi abbiamo avuto una settimana di gioia, miracolosa, e noi abbiamo da contemplare, da celebrare. Se noi abbiamo avuto delle lotte, vittorie, e questo è il tempo di consegnare nelle mani del Signore la nostra vita, di consegnarci, Signore, fa l'opera tua nella mia vita, di celebrare, Signore, io sono vivo, io ho una famiglia, figli, un lavoro, ed è questo il tempo di lodare il nome del Signore, di ringraziare per tutto ciò che Lui fa nelle nostre vite. Ne abbiamo tanto di esempi di persone che non hanno tutto quello che noi abbiamo, ed è per questo noi abbiamo questa opportunità di gioire nella presenza del Signore per tutto ciò che Lui fa. Amen? È degno di ogni lode e di ogni onore, di gloria, di ricevere la lode. Amen? Con gioia. Santo è il Signore, Dio
tuo nome per sempre, Signore. Lodiamo perché tu sei degno. Lodiamo perché tu sei un Dio che prendi cura di noi mentre ancora noi dormiamo. Lodiamo perché tu, Signore, è il nostro Dio. E noi abbiamo questa opportunità, oh Padre, di ringraziarti, Signore, di lodare il tuo nome come Chiesa, oh Padre. Signore, abbraccia la tua Chiesa, oh Padre, abbraccia, Signore, quelli che sono venuti qui per la prima volta. Signore, noi ringraziamo nel tuo nome e chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori questa mattina. Noi consegniamo le nostre vite davanti al tuo altare, oh Padre, e doniamo a te, Signore, le nostre vite, Signore, tutto ciò che noi siamo. Perché noi sappiamo, Signore, che non possiamo neanche immaginare tutto quello che tu hai fatto per noi. E noi desideriamo, Signore, lodare il tuo nome, oh Padre. Desideriamo, Signore, essere nella tua volontà. Desideriamo credere, Signore, per sempre che tu sei un Dio che prende cura di noi, un Dio Emanuele che è sempre con noi. Lodiamo il tuo nome, oh Padre, e ringraziamo che tu sei il nostro Dio. Cantiamo insieme? Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti. Onorarti. Io desidero piacere a te, Signore. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero adorarti, desidero piacere a te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Solo la Chiesa desidero. Il nostro desiderio è, Signore, che la tua volontà sia fatta nelle nostre vite, Padre. Nonostante che non siamo degni, Signore,
ma la tua misericordia che si rinnova tutti i giorni, ogni mattina, che ci fa stare in piedi, che ci fa guardare, ci fa respirare. Questa misericordia, Signore, noi lo vogliamo onorarti, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso nelle nostre vite, Padre. E solo chi ti conosce sa di questo. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, piacere a te, piacere a te, desidero. Alleluia, tuo nome, Signore. Non parlavo mai, tu cantavi su di me. Alleluia. Ecco quanto buono sei con me. Non vivevo mai, tu soffiavi vita in me.
Lodiamo il Signore. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scala ogni montagna per raggiungermi. Tu sei Signore. Abbatto ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scala ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scala ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Infinito, audace amore tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Unica volgente, infinito, audace amore tuo. Scali ogni montagna per raggiungermi. Cosa fa il Signore? Per se io sono lontano, sono perso. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tu, lascia ancora le soltanto per te. Non ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tuo. Alleluia, tuo nome, Signore. Noi lodiamo te, oh Padre, che muove le montagne, che fa di tutto, Signore, per attirarci alla tua presenza. E noi siamo qui questa mattina per lodare il tuo nome, per arrenderci a te, per dire che tu sei l'unico motivo, tu sei l'unica via, sei la verità e noi vogliamo seguirti, Signore, e noi vogliamo stare in questo cammino, oh Padre, e noi vogliamo ricevere, Signore, questo amore che è nato ancora prima di me. Lodiamo il tuo nome, riceve la lode della tua Chiesa, e questo che ti chiediamo, che tu possa benedire, Signore, il pastore con la sua parola, e che il tuo Spirito Santo questa mattina, Signore, possa fare
trasformazione in questa gente, in questa chiesa, Signore. Che noi possiamo tornare in nostre case, Signore, non la stessa persona che noi siamo entrati qui in questo luogo. In nome di Gesù. Amen e amen. Voi potete sedervi. Tante volte noi cantiamo e ci dimentichiamo di vedere le belle parole di una canzone, no? E quando abbiamo visto le parole di questa ultima canzone, quello che Dio fa per stare con me, o quanto Dio ti ama, quanto Dio ti ama. E quando cantiamo in queste parole qua, che è basato su quello testo di Luca 15, questo grande amore di Dio che fa di tutto per prenderci, cominciamo a ricordare che Dio anche ha dato suo figlio Cristo Gesù per morire per? Lui ti ama. Se tu ti senti, come si dice con la persona, io non mi sento amato, Dio ti ama. E quando cominciamo a cercare nella storia o quanto è grande questo amore di Dio, percepiamo quanto noi siamo preziosi agli occhi del Signore. E la penultima canzone, qual era il testo? Desidero, no? Desidero adorarti, lodarti, desidero. E speriamo che sia una canzone com sincerità de cuore, no? Io desidero veramente adorare il mio Dio. Ok, cari, questa mattina staremo facendo una predica che è anche un studio biblico. Qualcosa che noi stiamo perdendo come chiesa, questa abitudine di fare il digiuno. Chi já ha fatto digiuno qua? Non ha bisogno di alzare le mani perché tante volte la Bibbia dice che se tu fai digiuno stia in silenzio, no? Ma tu hai questa abitudine, questa pratica biblica di digiuno? E è su questo che vogliamo camminare questa mattina, la preghiera e il digiuno. E è interessante che c'è una parola, una frase qua che mi ha colpito tanto, che Dio ricompensa. Io userò tantissimo questa frase, Dio ricompensa. È prezioso qua vedere quando la Chiesa prega e percepiamo che Dio ricompensa, Dio ascolta e risponde le nostre preghiere. Sempre alle 9h30, 9h40 di domenica mattina qua, se tu sei una mamma che ha dei figli, mamma con figli sicuramente, no? Una mamma con i figli, no? O quanto è importante arrivare qua prima per pregare per i vostri figli. E perché non cominciare questa abitudine di arrivare domenica mattina in digiuno per pregare per i figli? Perché Dio ricompensa. Così ogni domenica mattina alle 9h30 si raduna un gruppo di donne lì per pregare per i figli. E perché non inserire anche il digiuno e arrivare qua con questo sacrificio gradito al Signore perché Dio possa ricompensare questa storia? È Dio che fa, perché il nostro combattimento è spirituale. E su quello che vogliamo parlare questa mattina. Matteo 6, 16 a 18. Dice così: quando digiunate, non abbiate un aspetto melancolico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni. Ma il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto, come finisce? Te ne darà la ricompensa. Nostro Padre, vogliamo camminare questa mattina nella tua parola. E vogliamo, Padre, che tu riveli nel nostro cuore quello che è tuo e quello che noi abbiamo bisogno. E lo Spirito Santo, Padre, nella libertà possa fare questo. E faccia, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa percepiamo qua? Preghiera e digiuno sono due usanze molto pratiche nella vita cristiana, no? E come abbiamo parlato prima, stiamo perdendo questa ricchezza.
E Gesù ti lascia queste due strade da seguire, perché il Padre che ti vede no segreto ti dà la ricompensa per quello che tu stai facendo verso di Lui. Perciò è molto interessante che la parola digiuno nella Bibbia è usata circa 72 volte. E nell'Antico Testamento è molto collegato a un modo di umiliarsi ao Signore, umiliarsi davanti a Dio in un momento di crisi, ma anche un momento di ravvedimento. È questo stile di digiuno. Nel Nuovo Testamento il digiuno è molto collegato con la preghiera. Digiuno e la preghiera collegato per una preparazione per qualcosa nel futuro. Perciò queste due parti che noi vogliamo camminare oggi. Perciò il digiuno è una pratica che si deve fare in modo individuale oppure come Chiesa in modo coletivo, com uma prática, com um objetivo espiritual, uma sfida espirituale che Dio ci insegna. E a parola preghiera, che è una parola che è stata inserita 650 volte circa, ma è interessante quando stavo leggendo questo elenco qua, di 650 volte della preghiera, circa 450 volte è risposte di preghiera. Ossia, più della metà della parola preghiera nella Bibbia è collegata alle risposte di preghiera, per vedere o quanto è profundo questa abitudine che noi dobbiamo inserire nella nostra vita. Perché quando sto pregando, Dio risponde. Quando sto digiunando, Dio ricompensa. Ossia, c'è un'azione di Dio basata sulla mia azione prima verso di Lui. Perciò digiuno e preghiera sono per un combattimento spirituale. Eu não faço um digiuno per comprare una macchina nuova. Eu não faço um digiuno per avere un appartamento nuovo. Eu não faço um digiuno per cambiare di lavoro. Eu faço digiuno per un cambiamento, una trasformazione, ma per un combattimento spirituale che ce l'ho davanti. Ossia, io digiuno perché c'è qualcosa spirituale che eu devo combattere. Eu devo essere preparato per questo combattimento. Mateus 17:21, c'è un testo molto interessante. Mateus 17:21. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e digiuno. E è interessante, Gesù stava facendo, calma, ci sono dei demoni, ma ci sono dei demoni. Ossia, per scacciare questo gruppo di demoni qua, non è basta dire va via, tu devi pregare, ma tu devi anche digiunare. Ossia, è un combattimento spirituale, è una lotta spirituale e è dentro di questo mondo spirituale che io devo prepararmi per questo nuovo combattimento. Eu não posso affrontare um combattimento spirituale in modo fisico, in modo umano. Eu devo avere una preparazione spirituale per avere questo combattimento. E una conversione è un combattimento spirituale. Un problema di un peccato di un fratello e di una sorella è un combattimento spirituale. Una crescita della Chiesa è un combattimento spirituale. Ossia, eu devo saber que eu estou no combattimento spirituale e eu devo preparar-me. Perciò tante situazioni che noi viviamo nella vita è un combattimento spirituale, sì. E è lì che eu devo essere preparato a combattere e eu devo digiunare e eu devo pregare, ossia eu devo concentrar-me in questa storia di essere pronto per questo combattimento. Perciò che noi dobbiamo essere fortificati in questo mondo spirituale e portare anche il nostro corpo a un sacrificio che sia gradito al Signore. Noi abbiamo questa grande difficoltà di portare un sacrificio do nostro corpo, della nostra vita, per un combattimento spirituale. Ma dobbiamo ritornare a questa pratica biblica. E è interessante che quando Gesù era no deserto, che cosa lui fece lì per 40 giorni? Che cosa lui fece? Digiuno. In digiuno lui è riuscito a combattere e a sconfiggere il diavolo. Non era neanche il demonio, era il diavolo. Ha digiunato, era in preghiera e ha combattuto e ha vinto. Gesù era lì no deserto, perciò è importante vedere che il digiuno faceva parte della storia di Gesù, faceva parte della storia dei personaggi biblici e deve fare parte della nostra storia il digiunare. E oggi vogliamo parlare un po' di digiuno di un personaggio biblico nell'Antico Testamento. Qual è il personaggio biblico che digiunou almeno 2 volte? Daniele. Chi si ricorda del digiuno di Daniele? E pertanto qua fala, benissimo, ok?
Cominciare a basta di carne, basta di pasta, cominciamo un po' a mangiare delle verdure, no? Cominciamo a abbandonare questa abitudine qua di carne e pasta. Não, si deve mangiare pasta e carne, non c'è nessun problema. Ma Daniele fa un digiuno molto interessante. E Daniele fa un digiuno perché era una battaglia molto grande che lui doveva affrontare. Perciò che Daniele, parliamo di Daniele, ma non era solo lui che faceva digiuno, erano anche i suoi amici. Erano 4 ragazzi che hanno deciso di digiunare. C'è un momento che dopo era Daniele da solo. Ma erano 4 ragazzi che erano pronti per una battaglia. E è interessante che loro non sapevano qual era a battaglia futura che stavano pronti per affrontare. E qual erano le 2 battaglie di Daniele e dei suoi amici? Sono state messe dove? Fornace, fuoco e anche in mezzo ai leoni. Potete immaginare adesso? Eu me preparo com digiuno, eu me preparo espiritualmente, e qual sarà la ricompensa? Dentro di una fornace di fuoco, in mezzo ai leoni. Qual sarà la ricompensa? Leoni saranno con la bocca chiusa, e in quella fornace lá starò camminando, passeggiando, e nessun male mi colpirà. Ou seja, a recompensa é que nós estaremos entrando na batalha, mas o mal não me colpirá. E é questa preparazione che dobbiamo imparare. Perciò Daniele e suoi amici erano forestieri, stranieri, in mezzo a un popolo che era cattivo, in una situazione molto delicata. La maggioranza di noi qua siamo stranieri, in una terra nuova per noi. Non sto dicendo che se abbiamo un popolo cattivo, no, per favore, voi italiani siete preziosi, ok, amiamo. Ma viviamo in un mondo stranieri, ma qua c'è una storia molto delicata per noi stranieri. Ci offre tante opportunità, ci offre tante situazioni belle, ma ci offre tanto pericolo del peccato. Perciò noi che usciamo di una nazione un po' più diversa di questa, arriviamo a una nazione dove c'è una offerta molto grande di una opportunità di abbandonare il principio del Signore. E è questo che noi dobbiamo stare attenti, perché noi viviamo dove c'è abbastanza una abbondanza di cibo, abbondanza di possibilità materiali, ma questo può diventare un rischio soprattutto per i nostri giovani, che cominciano a abbandonare il Signore e cominciare a prendere una nuova storia, e quando percepiamo, loro sono in mezzo a leoni, ma saranno divorati e non saranno lì protetti. Perciò lavoriamo su questa storia di Daniele e dei suoi amici. Daniele 1, 12 a 16, che dice così: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legume e bere. Ok, giovani? Mangiare legume e bere acqua. Se le mamma adesso, pastor, non so che cosa faccio per i miei figli, perché loro vogliono mangiare questo. Basta dare dei legume e acqua e loro staranno contenti. Ok, giovani? Amém? Nessuno giovane ha detto amém. Amém, giovani? Ok. Ou seja, dá-te da mangiare legume e bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano il cibo del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quando domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano il migliore aspetto ed erano più prosperosi di tutti, i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legume. Il Signore che cosa? Ricompensò. La ricompensa viene dal Signore. Perciò questo testo qua, questa storia di Daniele, ci insegna dei principi molto importanti, che è quello che vogliamo lavorare qua. O primo princípio, eu só posso manifestar o digiuno se eu amo o Senhor. O segundo, eu devo saber que eu estou entrando em uma grande batalha. O terceiro princípio é que a consacrazione ao Senhor, a dependência do Senhor. O quarto princípio não significa que digiunare eu avrò pace. E o último princípio é que eu devo ser persistente. Eu não posso abandonar uma decisão e um princípio que o Senhor me dia.
E è questo che vogliamo lavorare questa mattina. Perciò il digiuno è un amore a Dio e che io devo essere pronto per le battaglie che io affronto. Dal momento che noi abbiamo preso una decisione per Cristo, noi abbiamo preso una decisione per entrare nelle battaglie. Io non prendo una decisione per Cristo per camminare una vita leggera. Perciò la grande motivazione di Daniele e dei suoi amici lì, la grande motivazione loro è mantenere un principio che loro avevano imparato dal loro popolo. Loro hanno imparato un principio di adorazione soltanto al Signore e questo principio e questa è la motivazione di amare il Signore che loro hanno mantenuto questa storia, perciò che loro hanno cominciato a fare digiuno. Perciò noi dobbiamo stare pronti a fare dei sacrifici per mantenere un principio di amare un Signore, mantenere un principio di una persistência di adorazione al Signore, mantenere questo principio che io amo il Signore e la mia vita non sarà compromessa con le cose del nemico, del maligno. Loro hanno deciso di stare in una nazione che aveva una grande idolatria, ma l'adorazione era solo a Dio. E lì loro dovevano concentrarsi e stare sempre pronto a un combattimento e não abbandonare il Signore mai. Perciò non saranno contaminati con il cibo del re. Daniele prese in cuore suo, Daniele 1,8, la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Qual è questo principio qua? Non che quello cibo avesse una carne che era vietata dalla legge di Israele, del popolo di Israele. Non che era questo. Un principio qui è che io non posso essere contaminato delle delizie e dei piaceri che esistono in questa terra. Io non permetterò che questo diventa un stile di vita nella mia storia. Il mio piacere è nel Signore. Noi arriviamo, come abbiamo detto nell'inizio, a una nazione che ci offre tanta cosa. Ma io devo avere l'equilibrio di sapere dire sì e sapere dire no. Io devo avere questo equilibrio con il Signore e avere questa saggezza che il Signore ti dà e è questa saggezza che Daniele stava cercando nel Signore. Perciò che lui è stato un uomo saggio, un ragazzo saggio e anche i suoi amici erano delle persone sagge perché loro hanno avuto discernimento del Signore. Perciò che il principio qua era digiunare per concentrarsi per una battaglia che stava arrivando. E la battaglia che stava arrivando per loro è che loro dovevano adorare il re. E la battaglia che arriva per noi è che noi dobbiamo abbandonare tante cose della nostra storia di fede. Una cosa che mi preoccupa tantissimo nei cristiani è che loro hanno passato tanti anni conoscendo con il Signore con principi e all'improvviso cominciano a cambiare. Ma non è proprio così che i nostri genitori ci hanno insegnato. Ma non è così che i miei nonni mi hanno insegnato. E adesso tirò un stile cristiano diverso. E lì cominciamo a adorare qualcosa. Se eu não sono concentrato in quello principio che ho imparato nella storia con i miei, eu comincio a perdere la ragione di una adorazione al Signore. Quando entriamo in una nuova realtà, il piacere do mundo mi fa entrare in un letargo spirituale. Quanti ragazzi noi stiamo perdendo? Sto parlando di ragazzi perché questi 4 ragazzi qua di Daniele erano tutti giovani. Quanti ragazzi stiamo perdendo perché loro hanno entrato in una letargia spirituale? Quanti adulti hanno abbandonato la fede perché sono entrati in una letargia spirituale e non si sono preparati per questo combattimento spirituale? Perciò che il digiuno deve fare parte della mia storia per un combattimento che io avrò nel futuro. Perciò il cibo e la bevanda del re poteva lasciare questi 4 ragazzi una vita molto fragile e pronti per morire spiritualmente. Se io non digiuno, existe una fragilità nella mia vita spirituale e quando viene la prima offerta di una adorazione, io posso crollare. Ma se eu estou in digiuno, in preparazione spirituale, quando viene l'offerta, io saprò dire di no. Anche che il rischio sia andare in mezzo ai leoni. Anche che il rischio sia andare a una fornace di fuoco. Ma io so che il mio Signore permette che io vada di là e uscirò di là protetto dal Signore.
Perciò io devo concentrarmi in quello che il Signore mi ha dato qua. Io non posso adattarmi a una nuova realtà. Io devo adattarmi, sì, a una vita cristiana che eu ho imparato nella storia per combattere la buona battaglia che il Signore ci ha donato. Nós temos uma batalha espiritual qua in Italia. Nós temos uma batalha espiritual qua in qualsiasi luogo. Nós temos uma batalha ogni giorno. E o inimigo vuole distruggere. In quale modo che o inimigo vuole distruggere? Togli-me la gioia di servire il Signore. Togli-me la gioia di essere un servo. Togli la mia gioia di mantenere a unità di un solo corpo. E quando eu comincio a perdere questo, o nemico está facendo una grande risata e ha detto, ho vinto questo. Ma quando eu sono concentrato nel Signore, eu não perco a gioia di essere servo, eu não perco a gioia di amare negli altri, eu não perco a gioia di camminare assieme com o popolo di Dio, eu não perco a gioia di adorare il Signore, perché eu sono concentrato, eu estou em digiuno, eu estou preparato pela batalha que o Signore mi darà. Quando inizia questa perda di questa battaglia, eu comincio a accomodarmi, e quando eu comincio a accomodarmi, c'è la mia morte spirituale. Tu já visto qualcuno che è cominciato a abbandonare la fede piano, e quando abbiamo perseguito questa persona è andata in una letargia spirituale e si è persa? Quanto noi conosciamo? E quanto noi oggi stiamo soffrendo per questo? Perciò se io sto mi preparando per questa battaglia, o nemico verrà e sarà distrutto. Tu deve essere preparato. Eu não posso accomodarmi no piacere del mundo. Eu não posso abbandonarmi in questo, perché la fragilità mi fa peccare. Quando eu sono fragile espiritualmente, eu peco. Se eu não sono forte nel Signore, eu não riesco a resistere alle offerte che o nemico mi propone. O tu adori ao Re, o tu adori ao Re, o tu andrai alla morte. Che cosa tu fai? O tu fai questo, o tu andrai alla morte. Che cosa tu fai? Se eu sono frágil espiritualmente, ok, eu protego a minha vida e eu adoro. Mas se eu sono forte nel Signore, eu não adoro. Eu vado ao risco de leone e ao fogo, mas o Signore me protegerá ali e fará um milagre ali e eu sarò uma pessoa vitoriosa. O cristiano deve essere sempre pronto per un combattimento. E questa battaglia noi non possiamo accomodarsi ao piacere del mondo. Quante belle cose che o mondo ci offre qua. Quante belle cose. Ma io devo avere il discernimento di non adorare queste belle cose. Io devo avere il discernimento di dire sì e di dire no. Perché io devo mantenere i principi che il Signore mi ha insegnato. Io non posso trascurare questo. Perciò devo essere concentrato. Perciò il digiuno delle delizie di questo mondo mi fa essere concentrato nella battaglia spirituale che io avrò. Quali sono le delizie che il mondo ti offre oggi? Quali sono? Io non parlo di cibo, di bevanda. Quali sono le delizie di questo mondo? Una bella ragazza? Un bel uomo? Quali sono le delizie di questo mondo? La mia carne? La mia soddisfazione? Sono le delizie di questo mondo. Cercare il mio piacere? Sono le delizie di questo mondo. Io perco il senso di essere servo. Io perco il senso dell'adorazione al Signore. Io cerco di adorare a me. Perciò Daniele e i suoi amici sapevano che c'era delle battaglie. Se sapevano di una fornace, se sapevano di leoni, non lo so. Ma sapevano di un rischio di vita, sì. Ma si sono preparati in digiuno. Si sono preparati, concentrati per il Signore. E noi dobbiamo avere questo discernimento e avere una vita molto disciplinata nel Signore. Come sta la tua lettura biblica? Come sta la tua vita di preghiera? Se tu non riesci a avere la disciplina nella preghiera, neanche nella lettura biblica, come tu farai un digiuno, che è un sacrificio del corpo, per una battaglia futura che ancora non vedo? Ma io devo prepararmi per questa battaglia. Ieri qua io ero per una parte con un gruppo di giovani. È stato molto bello vedere 16 di agosto, un ponte di 15, 17, un 16 di agosto vedere quel gruppo di giovani ali. È stato molto prezioso vedere quel gruppo che era lì. Avete mangiato bene? Se non avete mangiato, Jonas deve fare una nuova grigliata prossimo sabato, ok? Se non avete mangiato, potete alzare la mano, Jonas prepara
ha lasciato la carne a casa anche, no? Ossia, è stato molto bello e prezioso vedere questo gruppo di ragazzi lì in adorazione al Signore, imparando veramente una ragione di stare assieme. E l'obiettivo non era la grigliata, l'obiettivo era adorare il Signore. Ma se io non sono preparato per questo, se eu não sono concentrato per questo, eu comincio a trascurare questi momenti preziosi per il Signore. E é questo che eu devo concentrarmi. Daniele e i suoi amici sapevano del rischio dell'adorazione. Noi sappiamo il rischio dell'adorazione. Perciò se sta rischiando la tua vita, concentrati. E concentrarsi, avere digiuno, e stare pronto, ricordarsi di che la mia battaglia sta arrivando. É uma batalha profunda. Perciò che o digiuno non significa soltanto quando vediamo o pericolo. O digiuno é quando ci prepariamo per un pericolo. O digiuno é quando existe uma preparazione, vendendo ou não vendendo. Eu devo avere um comportamento de cristiano. La battaglia sta arrivando. E se io non sono preparato, eu sarò sconfitto. Perciò digiunare è concentrarmi per una battaglia che il Signore mi sta preparando. Io mi preparo per essere fedeli ao Signore. Perciò io só posso inginocchiarmi davanti ao Signore e non ao piacere di questo mondo. E o digiuno mi fa concentrarmi e prepararmi per questa battaglia che arriva. Perciò che realizzare digiuno non è soltanto per un piacere mio, è per una battaglia che io sto mi preparando, che sta arrivando. E tu non sai qual è. Perciò è una esperienza tua con il Signore. Lo digiuno di Daniele è una esperienza di Daniele, ma il tuo digiuno è un'esperienza tua con il Signore. Ma tu sarai fortificato, basato sulla vittoria che il Signore ti darà nel momento che tu affronterai questa battaglia. E è interessante che la loro apparenza era, si è diventata più bella. E il Signore ricompensa. Quando tu fai questo sacrificio per il Signore ricompensa. Ma io non faccio digiuno per una ricompensa, io faccio digiuno per una preparazione, per una battaglia, e dopo di questa battaglia viene la vittoria, che è la ricompensa che il Signore ti darà. Daniele 1,15, alla fine di quelli giorni, essi avevano un migliore aspetto, erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. 1,17, a questi 4 giovani Dio diede di conoscere e compreendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e dei sogni. Non è sonde lì, ok? O pastore qua non era molto preparato, ha scritto sonde. Ossia, ogni specie di visione e dei sogni. Tu vuoi arrivare a questa parte finale, Daniele 17? Avere discernimento, interpretazione delle visioni e dei sogni? Tu vuoi arrivare a questo prosperare? Sì o no? Ma c'è una storia, c'è una strada, c'è un combattimento. Per arrivare a questo, tu devi digiunare, tu devi concentrarti per questa storia, per questa battaglia. Perciò il Signore ha onorato questi ragazzi. Perciò il Padre tuo che ti vede nel segreto ti darà la ricompensa. O Signore non è con gli occhi chiusi, non è neanche sordo quando tu stai manifestando qualcosa per Lui. Preparati per questa battaglia che verrà. E ci saranno le battaglie, ma io non posso stare in silenzio. Perciò il Signore fa di grandi cose, ma io devo essere pronto per questo. Vorrei vedere i miracoli. Eu vorrei vedere lì in mezzo a leone con la bocca chiusa. Eu vorrei stare in quella fornace lì che c'era tanto fuoco. E nessun fuoco, nessun capello mio sarà consumato. Eu vorrei questo, ma prima eu devo essere preparato per questo. Prima eu devo digiunare, prima devo concentrarmi no Signore, per dopo sentire e vedere questo miracolo. E è quello che il Signore farà. Perciò esisteva una posizione chiara per il Signore. O digiuno è questa preparazione per una battaglia che umanamente è impossibile resistere. Quante volte abbiamo sofferto con le persone perché era una battaglia che abbiamo cercato di risolvere umanamente e abbiamo perso. Ma quando abbiamo trasformato questa battaglia con una preparazione spirituale, abbiamo vinto. E è questo che il Signore ci insegna.
Nós temos de batalha em batalha. La Chiesa vive de batalha em batalha. Chiesa, digiunate, perché o fogo verrà, ma non distruggerà quello che tu farai. I leoni vorati verranno affamati e vogliono divorarti. Ma se tu non stai in questa battaglia concentrato e preparato, tu sarai divorato. Leoni verranno e o fogo verranno. Tu stai pregando per i tuoi figli e le tue figlie? Stai pregando. Tu sei preparato per loro? Entra in questa battaglia in modo che i tuoi figli possano essere protetti di questa storia. O nemico viene per distruggere e verrà. E se io non sono concentrato e preparato, io morirò. Io sarò distrutto. Gli idoli sono qua davanti. Tante volte abbiamo l'idea di che idoli sono delle persone che noi facciamo l'idolatria. Creiamo degli idoli umani, non è solo questo. Possiamo creare degli idoli umani o gli altri idoli e noi cominciamo a ginocchiarsi e seguire questi idoli che è fuori del principio del Signore. Attenti, prepara-te pela batalha. Não é o digiuno que me salva, mas a minha concentração no Senhor. E quando eu faço o digiuno, eu estou concentrado no Senhor. E é o Senhor que me salva e que me libera. Eu não sarò contaminato do sapor delicioso do pecado, porque eu decido de seguir o Senhor. A decisão de contaminar-se é com te. A decisão de não contaminar-se é anche com te. Perciò a decisão é haver o discernimento su questo princípio. O outro princípio importante do digiuno é humilhar-se. Está em Daniele 10:12. E ele me disse: não temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliar-te davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite, io sono venuto a motivo delle tue parole. Che cosa succede adesso in questo secondo momento di digiuno di Daniele? Che cosa succede qua? Tu ti mettesti in cuore tuo di capire e di umiliar-te davanti al tuo Dio, e le tue parole sono state udite, io sono venuto. Primo momento che Daniele e i suoi amici hanno digiunato, circa 10 giorni, dopo 3 settimane. 2 momenti di digiuno. E questo momento era di umiliarsi al Signore, perché c'era una nuova battaglia molto più grande. E lui si mise in digiuno. E che il Signore ha fatto? Io sono venuto per ascoltarti. Umiliar-te é uma parte de digiuno muito preciosa. Que coisa significa humilhar-se? Que coisa significa? Buongiorno, tudo bem? Que coisa é humilhar-se? Que coisa é? Que coisa é humilhar-se? Hã? Riconoscere che io non sono nulla. Senza di Cristo non posso fare nulla. Abbiamo predicato qualche settimana fa. Umiliar-se e riconoscere che io non sono nulla. Veramente io sono incapace solo con Dio. Umiliar-se e riconoscere la sua grandezza e o quanto piccolo io sono. Umiliar-se e riconoscere o quanto è grande Dio e quanto piccolo io sono, o quanto grande è il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia per me, io che non merito nulla. Umiliar-se e riconoscere davanti al Signore che io sono una creatura che non merito nulla. E Daniele, vedendo adesso una nuova storia, si umilia in digiuno al Signore e si inchina davanti al Signore, si inginocchia davanti al Signore. E adesso il Signore vede la sua umiliazione e adesso il Signore viene da Lui. Chi si umilia sarà esaltato. O digiuno não é per ingrandir-se, o digiuno não é per gonfiar-se, o digiuno é per umiliar-se. Uma coisa que me provoca quando a pessoa diz: pastor, estou digiunando há 15 giorni. Eu estou hoje così com o Signore, faccia a faccia. Calma, digiuno não é per questo. O digiuno é que quando estou digiunando há 15 giorni, eu davanti ao Signore mi sento ancora più piccolo ancora, che io non merito nulla. Eu riesco a vedere la mia situazione
de miséria. Eu me humilho davante ao Senhor. Perciò che digiunare è umiliarsi davanti al Signore. E o Senhor vede la mia umiliazione e agisce. E o Signore ricompensa quando eu me humilho. Digiunare è avere questo umiliarsi, questo incontro con il Signore. E o Signore ascolta le mie parole e viene da me. E ascolta o mio grido e risponde a me. Umiliarsi e digiunare camminano assieme. Perciò è questo punto importante che Daniele si è messo pronto per il Signore e questo incontro con il Signore lo ha fatto digiunare perché ha visto quanto Dio era grande. Umiliarsi, digiunare com il Signore e dire: Signore, sono pronto per te. Fa della mia vita quello che tu vuoi. E il Signore prende a serio questo e mi porta in un luogo dove Lui desidera che io sia. E fece questo con Daniele. Se noi vogliamo vivere qualche grande sfida com il Signore, eu devo vedere questa nuova storia di Daniele, della mia storia, di umiliarmi davanti a Lui. È questo incontro con il Signore che mi fa vedere che il Signore merita di più di quello che sto facendo con Lui. È questo digiunare. Eu mi concentro, mi umilio per una futura battaglia che i miei occhi non vedono. Io mi concentro e mi umilio per una battaglia che il Signore mi libererà. Ma io devo essere concentrato, altrimenti viene la morte. Digiunare è un sacrificio, è una preparazione che sia gradevole al Signore. È un'abitudine che noi stiamo perdendo, ma noi dobbiamo riconquistare questa abitudine perché le battaglie saranno ancora più grandi. Nella nostra storia, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa con noi. Digiunate perché questo è un progetto del Signore per la nostra comunità e per te. Amém, chiesa? Concentrati no Signore, perché i leoni e il fuoco arriveranno. I leoni vengono per divorarti, il fuoco viene per distruggerti. Ma se io sto concentrando no Signore, il fuoco non avrà forza e i leoni saranno con la bocca chiusa. E io posso continuare a glorificare il Signore, perché la battaglia sarà grande. Digiuno non è per vivere momenti di pace. Digiuno è per vivere momenti di battaglia e di vittoria, perché il Signore ricompensa e la ricompensa viene. La ricompensa del Signore è molto più grande. Preghiamo. Quali sono le tue battaglie? Quali sono le battaglie che tu non hai ancora visto? Per Daniele e i suoi amici sono arrivati leoni e una fornace di fuoco. E era troppo caldo. E quelli leoni volevano mangiare, ma il Signore ha protetto. Ha chiuso la bocca. E quei ragazzi passeggiavano in quella fornace. Ma c'era un digiuno. C'era una preparazione, c'era un sacrificio prima. Loro non hanno adorato un re, adoravano solo il vero Dio. Le battaglie arriveranno. Quello che sembra impossibile per noi arriverà. Saremo in mezzo ai leoni. Ma il Signore ci proteggerà sempre, perché Lui ricompensa. Quali sono le tue battaglie? I tuoi figli? Comincia a avere la disciplina di digiunare per una vittoria spirituale nella tua casa, nella tua famiglia. Comincia a vivere una disciplina spirituale di digiunare per la tua chiesa. Comincia a avere una disciplina spirituale
di pregare e digiunare, perché la ricompensa verrà. Il Signore ti vede nel segreto e ricompensa. Le battaglie sono spirituali. Cominci a manifestare questo esercizio, questa disciplina, questo comportamento, questi stili di vita, di digiunare. Per una battaglia che tu non hai visto ancora, ma arriverà. E tu sarai pronto per non adorare quello che non è degno di adorazione, ma per adorare quello che veramente è degno, che è solo il nostro Dio. E Lui ci ricompensa. Le battaglie stanno arrivando, ma dobbiamo essere concentrati. Nostro Padre, la storia di Daniele, tu ci hai lasciato. È la storia di Daniele e dei suoi amici. Ma la nostra storia avrà anche una esperienza personale. Se tu hai lasciato quella storia di Daniele, è perché noi possiamo prendere lì come una esperienza anche per noi. Lui era concentrato in te e la ricompensa è arrivata. Saggezza, discernimento, capacità di interpretazione dei sogni e di visioni. Ma perché lui era concentrato in te. Ha avuto discernimento della tua parola. Preghiamo adesso, Padre, per noi come Chiesa, ma anche per i nostri giovani, che anche loro possano vivere questa battaglia, ma concentrati in te, preparati in te, per una battaglia ancora più grande, ma per una vittoria ancora più profonda. Benedici, benedici la tua Chiesa. E che possiamo avere la disciplina di essere pronti e preparati per le battaglie, concentrati, e che il digiuno ci porta, Padre, a avere la visione spirituale delle situazioni. Benedici la tua Chiesa e che possa uscire dalla fornace e da quella fossa con i leoni con la vittoria, perché è una Chiesa preparata per le battaglie, unita in un solo spirito, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Può dire tuo fratello, tua sorella, comincia a digiunare, no? Non per dimagrire, ma per le battaglie che arriveranno, e le battaglie saranno grandi, perché il Signore ricompensa, il Signore ricompensa, il Signore non sta in silenzio. Possiamo stare in piedi? Quale cantico? Cantiamo questo cantico, Cristo sei il mio rifugio. Mentre cantiamo un momento di offerta, consacrazione, le decime, è un momento di donare. E noi siamo qua per un culto, per offrire al Signore. Offriamo la nostra vita, la nostra storia, ma anche offriamo materiale. E è quello che faremo adesso. Portiamo le decime e offerta e facciamo questo con allegria, perché il Signore ci ha protetto e ci ha dato tanto, tanto, tanto. Amen, Chiesa? Amen? Ok, 3, 2, 1, cantiamo.
liberarmi. In questo credo, sì io credo, Cristo sei il mio rifugio, in te io confido, Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. Signore, ti ringrazio per queste offerte, per queste decime, Padre, ti ringrazio per aver benedetto ognuno di noi con una fonte, con una rendita, Signore, con un lavoro e con un modo per andare avanti, Padre. Ti ringraziamo quindi per questo, ti ringraziamo perché sappiamo che tutto viene da te, tutto è per te, Signore, quindi davvero ti ringrazio per i cuori di tutti i fratelli che hanno ridonato a te una parte di quello che tu ci hai donato in primis, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza in questo culto, nelle nostre vite, nelle nostre settimane, in ogni luogo in cui andiamo, Padre. E ti ringrazio perché hai sempre il modo per prenderti cura di noi, Signore. Trovi sempre il modo, trovi sempre l'occasione, Padre. E non manchi mai in questo, Padre. Ti ringrazio per questo. Ti ringrazio per il tuo amore nuovamente. Ti ringrazio davvero per tutto quello che fai per noi, Signore. Ti ringrazio per la tua parola di questa mattina e che davvero noi possiamo imparare a scendere in intimità con te, che possiamo imparare a digiunare, che possiamo imparare a leggere di più la tua parola, ad essere costanti, che possiamo davvero risplendere della tua luce, che possiamo alla fine poter essere più, che possiamo risplendere di più la tua luce, Signore, che davvero il nostro percorso possa rendere gloria solamente a te, Signore, che tu possa essere glorificato sempre attraverso le nostre vite. Ti ringrazio per l'onore che ci dai di poter portare la tua parola su questa terra e ti ringrazio, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, gli avvisi, vediamo qua che cosa c'è di avviso oggi. Ok, ricordando gli avvisi, c'è il campeggio dei bambini, la nostra chiesa di solito abbiamo dei piccoli gruppi che noi facciamo degli studi, no? E ogni piccolo gruppo noi chiediamo di portare qualcosa, biscotti, pani, latte, carne, e così già ho visto che stanno portando, ringraziamo tantissimo perché questo alleggerisce tantissimo i costi di un campeggio. Se tu non fai parte di un piccolo gruppo, così tu non hai ricevuto questi avvisi, no? Così potete parlare con me o con la Jacqueline, che questa settimana possiamo darti anche, portare un'offerta, né? Non lo so, latte, caffè, zucchero, e c'è tutto questo? Il caffè no, já c'è, ossia, ma se tu vuoi portare, abbiamo un elenco di cose ancora che dobbiamo portare lì, anche dei prodotti di pulizia, no? Detersivi, queste cose. Potete parlare con me e con la Jacqueline, che così ogni famiglia possa fare una donazione per questo campeggio dei bambini, ok? C'è qualcosa oggi da mangiare lì, da bere? Ah, c'è, ok? Se questa offerta lì del ricavato va per questo campeggio. E siamo già con 24, 25 bambini, mi sembra. Oh, che bello. Ok, 21 e 23 di novembre, convegno di coppia. Hai fatto la tua iscrizione o no? Se non hai fatto, per favore, no? Veloce. Siamo soltanto con 29 camere che abbiamo prenotato lì. Così, ok? O albergo stupendo, la struttura meravigliosa. Predicatori dicono che è ottimo. Sarà un'esperienza molto bella, un viaggio incredibile, come dice qua, no? Coppia, ok. Battesimi faremo il 7 di settembre, ok? Al pomeriggio. Stiamo cercando di vedere dove ancora, ma 7 di settembre al pomeriggio faremo i nostri battesimi qua come chiesa, ok? Ma il luogo ancora vi informeremo dove sarà. Ok, preghiera domani, lunedì, anche quelli che possono pregare domani con digiuno già, possiamo fare questa bella esperienza domani, ok? Ok. Tu che sei con noi oggi la prima e seconda volta, che Dio ti benedica, grazie alla tua presenza e che tu possa vivere questa esperienza con il Signore con tanta allegria e con tanta gioia.
grazie a tua presenza. Buona domenica e ci vediamo prossima domenica. Ciao, aspettatemi che io arrivo alla porta, volevo salutarvi.